I numeri dell'Osservatorio regionale di Veneto Lavoro raccontano un trend chiaro, sono sempre di più infatti i lavoratori veneti che optano per la previdenza integrativa, oltre il 43% rispetto a una media nazionale del 35%, una tendenza registrata anche dagli operatori del settore che si è consolidata negli ultimi anni man mano che si sono accumulate le riforme del sistema previdenziale, non solo la Fornero. Sappiamo bene tutti che il sistema previdenziale pubblico, a seguito delle manovre susseguitesi negli ultimi anni, andrà a impattare in maniera significativa sull'erogazione delle rendite pensionistiche, in particolare per le nuove generazioni. Giovani che devono fare i conti con problemi di precariato e continuità contributiva. Solo ITAS, con il suo fondo pensione aperto, conta su 120.000 iscritti, buona parte dei quali a nord-est, che nel 2023 hanno versato 200 milioni di euro per un patrimonio gestito da quasi 1,5 miliardi. Il bisogno di previdenza complementare, pertanto, è in spiccato aumento negli ultimi anni e, dicevo, le nuove generazioni in particolare, se non stipuleranno per tempo una pensione complementare, avranno difficoltà dal punto di vista economico, purtroppo, nel momento in cui accederanno alla pensione. Ai fondi pensione possono aderire autonomi, dipendenti anche attraverso l'impiego del TFR, liberi professionisti, ma anche titolari di altri redditi. Per tutti sono confermate le deduzioni IRPEF.